lo chef Giacomo Caravello ci mostrerà il piatto storico di questo locale, perché è il piatto che porta, da cui deriva poi il nome anche dell'attività. Balice, ma cosa significa balice? Lo diciamo già all'inizio. Balice è appunto una conservazione, una salatura che si fa su diversi tipi di pesce azzurro, in particolare sul pesantone, prodotto tipico delle nostre zone, e a seguito di un taglio al libro, che viene detto anche a balice, viene sistemato. Qui abbiamo Sì, qui abbiamo quello che è il tipico tradizionale contenitore in cui viene fatta la salatura di questo pesce, detto cugno, che non è altro che una piccola botte. Viene adagiato sul fondo, ricoperto con sale, vengono fatti diversi strati, coperto, e viene adagiato un peso, una carica che permette al sale di spurgare il sangue e l'acqua, e per osmosi si asciuga, si cucina e avviene una classica conservazione sotto sale, e in casa si utilizza, si consuma come un aperitivo classico, come si fa con le sarde, con le acciughe sott'olio. Balice è proprio la tecnica del taglio? Sì. E in questo caso ha un doppio significato, è sia il taglio del pesce che la conservazione sotto sale. Tipica di questo territorio, del Milazzese, del Messinese? In particolare sì, la nostra zona tirrenica è a Milazzo, nel borgo dei pescatori di Vaccarella. Questo è il pesce che dopo un paio di mesi cambia aspetto totalmente rispetto a quando è fresco, e si presenta appunto come un marinato quasi secco, asciutto, ma all'interno ha un'ottima morbidezza. Noi lo lavoriamo ulteriormente, lo essicchiamo ulteriormente, quindi in questo caso non in maniera tradizionale, e lo facciamo diventare una polvere simile a una bottarga. Un ottimo burro francese che poi noi andiamo ad affumicare. Aggiungiamo un po' di polvere della nostra balice, piano piano facciamo sciogliere il burro e facciamo unire i due ingredienti. Quindi andiamo a unire una cosa che di tradizionale nel nostro territorio non ha nulla, cioè il tagliolino di pasta all'uovo. La pasta all'uovo sicuramente non viene fatta tradizionalmente nel sud Italia, ma ho trovato che l'abbinamento fosse azzeccato, perché la pasta all'uovo, la dolcezza del burro con l'affumicatura stemperano alla perfezione la sapidità importante della balice. La pasta è già cotta e quindi la aggiungiamo in padella. Adesso andiamo a mantecarla, mettiamo giusto un'altra noce di burro che ci aiuta nella fase di mantecatura. Quindi sì, la cucina messinese ha una ricchezza incredibile. Adesso andiamo a impiattare il nostro tagliolino balice, 3 ingredienti, tradizione milazzese ma vista con uno sguardo diverso. Terminiamo il piatto con della scorza di limone verdello, in questo periodo è di un profumato incredibile, ci aiuta a dare un po' di citricità, di freschezza. Tagliolino balice, piatto in assoluto firma del nostro ristorante, si basa su pochissimi ingredienti, che sono la balice, appunto, che è una salatura che avviene su un pesce locale che è il pesantone o tombarello. Lo lavoriamo con del burro che affumichiamo, tagliolino di pasta all'uovo e scorza di limone verdello.